Si è riunito il CDA dell'azienda idrica agrigentina presso la propria sede operativa. Alla seduta hanno preso parte i componenti del CDA, il direttore generale e il collegio del revisore dei conti, che hanno esaminato e discusso i punti iscritti all'ordine del giorno, affrontando anche tematiche di rilievo per la gestione e lo sviluppo dell'azienda. Nel corso dei lavori è stata esaminata e approvata la proposta relativa al regolamento della consulta. Il CDA ha inoltre proceduto alla nomina della commissione giudicatrice per l'avviso di selezione finalizzato al reclutamento di 2 unità di personale a tempo determinato da destinare all'ufficio legale. Tra i punti trattati anche quello dell'approvazione della proposta di indizione di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 6 unità di personale con profilo professionale di operaio addetto agli impianti di depurazione inquadrati secondo il contratto vigente, una misura ritenuta strategica per il potenziamento dei servizi e il miglioramento dell'efficienza operativa. Oggi è stato molto importante, questo è il primo CDA con il nuovo organo di revisione aziendale. Abbiamo finalmente approvato il regolamento che riguarda la consulta e quindi a breve tutte le procedure saranno portate a termine. Un altro importantissimo passo e tassello è stato l'approvazione del nuovo avviso pubblico per 6 unità che riguardano gli operatori sugli impianti di depurazione. Tanti punti all'ordine del giorno importanti, il nuovo collegio dei revisori sta lavorando molto serenamente già con noi dalle prime battute e quindi non possiamo che essere contenti di questo nuovo avvio lavori. Oggi si è riunito il primo CDA con i nuovi revisori e abbiamo avuto il piacere di conoscerli e abbiamo, secondo me, approvato delle cose importanti. Principalmente abbiamo approvato il bando per 6 posti di lavoro e diciamo che AICA è proiettata in questo campo, cercare di dare lavoro ai giovani della nostra provincia, e poi abbiamo nominato la commissione per l'assunzione di 2 legali nella nostra azienda. Stiamo andando bene, se ci sono delle problematiche io intendo risolverle insieme alla Presidente e a tutto il CDA e cercare assieme di portare questa azienda a livelli che siano, non dico ottime, ma accettabili. Ce la stiamo mettendo tutta.